Allora, altra questione è quella relativa a questo allarme che è stato lanciato della peste suina. L'occasione è stata in realtà un carico di carne cinese che la Guardia di Finanza ha intercettato con 10 tonnellate, arrivato illegalmente via mare in Olanda, e questa carne poteva essere contaminata da questo morbo pericoloso per maiali e cinghiali. È stato comunque sequestrato, ma la paura è che ci possano essere altri canali di infiltrazione e che magari ci possa essere una forma di contaminazione. Peste suina, che cos'è? La peste suina è un virus che attacca, come ha detto lei, i maiali e i cinghiali. Oggi abbiamo focolai importantissimi in Cina. Ci sono, quindi in Cina sono stati ammassati, quindi sono stati uccisi più di 100 milioni di suini. 100 milioni? Per la peste suina. Quindi in Cina c'è? In Cina c'è, ma in Italia non c'è. E in Italia nel Veneto, soprattutto le nostre 1800 aziende che fanno suini per 780.000 suini, sono aziende super controllate, super verificate, e quindi vi è la massima tranquillità. Loro stanno seguendo dei disciplinari molto ferri da parte del prosciutto di Parma, ma anche da parte del San Daniele, ma anche da parte di altre DOP, e che garantiscono la salubrità del nostro maiale, la salubrità dei nostri alimenti. Quindi sempre più vi è la necessità di verificare dall'etichettatura, dalla provenienza dei nostri suini e della nostra carne. Perché appunto ci avevano scritto operatori del settore dicendo: da queste notizie poi si crea l'allarme in generale, si fa di ogni erba un fascio, come è stato per l'aviaria, per altre situazioni che hanno distrutto per un certo periodo interi settori, per cui è bene fare informazione chiara, no? Certo, è bene fare l'informazione chiara, è bene anche sapere che le nostre aziende, come detto, vengono controllate dalle 10 alle 15 volte dai nostri veterinari, e quindi all'anno, e quindi su questo vi è la massima sicurezza alimentare dei nostri prodotti. Poi, se dovesse comunque succedere, non sulla questione della peste suina, che ripeto ad oggi non c'è nessun focolaio in Italia, tantomeno nel Veneto, ma se dovesse succedere delle infezioni particolari, vi è anche la necessità, la possibilità di seguire il protocollo della Regione Veneto, che delimita l'area, delimita la zona, e quindi massima sicurezza e massima trasparenza su tutto quanto ciò. Questo che è fondamentale, ma il problema della peste suina, quindi queste tonnellate di carne che sono state incenerite, bloccate, eccetera, che sono arrivate illegalmente in Italia, e poi magari venivano smerciate non si sa in quali mercati, in quali ambiti, eccetera, cosa possono provocare all'uomo? Sono una patologia molto, molto difficile, nel senso che per quanto riguarda l'uomo va incontro anche a una riduzione epidemiologica, e quindi anche un problema, quindi danni alla salute, un danno alla salute molto importante per quanto riguarda l'effetto sull'uomo, e quindi su questo bisogna stare molto molto attenti, perché c'è un'intossicazione che va a deprimere anche organi vitali per quanto riguarda il genere umano. C'è stato di recente anche un altro, quindi questo è sotto controllo, quindi l'attività viene svolta, ma di monitoraggio, possiamo tranquillizzare gli operatori del settore, ma soprattutto i consumatori. Tranquilli al 100%. Che non ci sono problemi. È stato lanciato di recente un allarme, ma questo a livello più nazionale, sull'antibiotico presente nel latte in modo particolare, o negli animali, così via. Poi per carità è una questione sempre aperta, perché l'antibiotico resistenza è una questione che non finisce mai, sembra di trovare delle soluzioni, poi in realtà non se ne viene a capo. I controlli sui capi per quanto riguarda la somministrazione anche di farmaci, perché poi tanti agricoltori hanno detto allevatori: è per curare a volte dei capi che si danno gli antibiotici, non così, tanto per farlo, perché comunque hanno un costo tra l'altro, e i capi sono controllati, cioè non producono latte in quel momento lì, però le tracce di antibiotico in certe sostanze sono stati trovati. Che cosa ne pensate voi? Può succedere che, innanzitutto stiamo lavorando con la Regione Veneto, ma anche con le associazioni allevatori, per far sì dell'utilizzo sempre meno di antibiotici in agricoltura, e soprattutto del genere umano.
mano, sempre anche per un lavoro che noi stiamo facendo sul benessere animale. Quindi oggi viene proprio anche di finanziamenti, di contributi che vanno in quella direzione, che vanno nella direzione della gestione e della riduzione degli antibiotici negli animali. Poi ricordo che se viene dato un antibiotico a un animale, l'antibiotico viene somministrato dal veterinario e quindi vi è la tracciabilità di questo antibiotico. I nostri agricoltori e allevatori hanno l'obbligo di annotare in un registro informatico tutti gli antibiotici, i dosaggi degli antibiotici che vanno nei propri animali. Poi tutto questo registro va trasmesso all'ASL di competenza che fa le dovute verifiche. Poi se ci sono degli antibiotici all'interno della carne o all'interno del latte, evidentemente è stata seguita in maniera non corretta l'utilizzo dell'antibiotico, ma se oggi ne parliamo che sono presenti, evidentemente vi è anche la tracciabilità di capire da dove si parte, da quale antibiotico è, da quale animale si parte, da quale stalla è stato eseguito l'operazione non corretta. E quindi la tracciabilità è l'altro aspetto importante che ai nostri consumatori deve essere sempre garantita. Per questo chiediamo sempre ai nostri consumatori di verificare sempre la tracciabilità delle carni in cui noi andiamo a comprare. Su questo le ultime analisi, le ultime statistiche parlano che solo il 10% dei consumatori guarda l'etichetta. E questo è l'altro aspetto che noi dobbiamo, anche culturale, no? Che noi dobbiamo cercare invece di valorizzare e dobbiamo cercare sempre di più far sì che i nostri consumatori guardino l'etichetta, l'origine del prodotto e da dove viene il prodotto, perché questo è segno di garanzia ma soprattutto di tracciabilità del prodotto, dalla stalla, nel caso di animali, al supermercato. Ecco, i prodotti che vengono venduti dagli operatori del settore iscritti anche alla CIA nei mercatini locali che ci sono sul territorio, eccetera, sono prodotti che provengono dalle loro aziende agricole e anche lì la tracciabilità come è possibile averla? Perché poi non sono ovviamente marchiati né niente, ma uno si basa sulla fiducia, ci mette la faccia l'agricoltore e si spera che sia buono. Sì, il prodotto che viene venduto è il prodotto finale. Noi dobbiamo andare a ritroso, dobbiamo vedere da dove si forma il prodotto. Il prodotto viene formato in azienda, le nostre aziende, i nostri imprenditori agricoli hanno tutti i registri, sia per quanto l'utilizzo di fitosanitari, sia per quanto l'utilizzo di anticritogamici, quindi la salubrità dei nostri prodotti è garantita, oltre ovviamente ai controlli dei veterinari o delle ASL per la verifica della salubrità dei propri alimenti. Nei mercati che noi gestiamo a Padova, ma vengono gestiti anche in tutto il nostro territorio, il 100% dei prodotti provengono dalla propria azienda. Quindi quando noi vediamo la classica bancarella di questi mercati, che vende la zucca anziché il cavolo, le patate e le mele, sono prodotti della propria azienda. Noi abbiamo anche dei giorni particolari durante l'anno in cui la chiamiamo aziende aperte, in cui vi è la possibilità che i nostri consumatori, quindi i nostri consumatori abituali che vengono nei mercati, vengono a visitare anche le nostre aziende, perché l'altro aspetto importante di questi mercati è il legame che noi dobbiamo mantenere con i consumatori, con le aziende agricole, perché questo è l'altro aspetto importante per far crescere la cultura ai nostri consumatori della provenienza dei propri prodotti, ma anche l'importanza dell'attività degli imprenditori agricoli di fare agricoltura, che oggi è un campo molto particolare, molto difficile da affrontare. È molto difficile senza dubbio, però è anche ambito, soprattutto dai giovani. E qui apriamo il settore, ci sono tanti giovani che guardano di buon occhio l'agricoltura e si vorrebbero cimentare, alcuni lo fanno, soprattutto il settore biologico. Come sta andando quest'ambito? Quali sono i punti di forza o quelli di debolezza? Diciamo che il settore biologico è un settore che va alla grande e ogni anno aumenta sempre di 2 cifre le percentuali, quindi sempre più i produttori si innescono nella produzione biologica. Ecco, su questo dobbiamo cercare di far sì che le politiche anche regionali intervengano sul biologico e quindi diano la possibilità, perché produrre biologico vuol dire anche avere un costo maggiore e vuol dire anche avere un reddito minore. Nel momento in cui hai un costo, hai un reddito se il tuo prodotto non viene pagato in maniera adeguata, e quindi ecco, su questo vi è la necessità di intervenire almeno per i primi anni nella conversione tra il prodotto convenzionale e il biologico, e nei primi anni di intervenire anche con dei finanziamenti per far sì che queste aziende crescano in maniera importante. Il settore agricolo è un settore molto ambito, forse per tanti giovani, ma però nei giovani dobbiamo
lavorare molto sulla economicità. Nel momento in cui il giovane si insedia in agricoltura dobbiamo fare un business plan, dobbiamo accompagnarlo su questo per valorizzare soprattutto l'aspetto economico dell'attività che lui sta facendo, e quindi per questo vi è la necessità anche di strutturarsi in maniera tale da dare risposte sempre concrete ai giovani che si insediano, perché se da una parte si insediano diversi giovani, ricordo che comunque fatto 100, il 25% dei giovani non mantengono poi l'attività agricola, e quindi ecco, noi dobbiamo far sì che i giovani si insedino in agricoltura, ma far sì anche che i giovani percepiscono un reddito adeguato dall'agricoltura, cosa che oggi purtroppo sempre viene meno. Ma questo forse perché la filiera è tanto lunga? Forse quindi, perché questo la filiera perché è troppo... di fatto il prodotto, per esempio biologico, viene venduto a un prezzo insomma, più alto e limiti il cosiddetto break even della soglia della possibilità di acquisto da parte di molti consumatori. Sì, ma produrre biologico vuol dire ridurre comunque la produzione. Se io non produco 10 kg di zucchine con il metodo convenzionale come il biologico, se il metodo convenzionale produco 10 kg, convenzionale vuol dire con i prodotti fitosanitari, nel momento in cui faccio il prodotto biologico non ne produco 10 kg ma ne produrrò 7 kg, 6 kg, e quindi la produzione viene meno, e quindi per mantenere comunque un valore adeguato devo comunque alzare. Su questo vede, la questione della filiera è un elemento determinante, perché oggi l'anello più debole su tutto quanto ciò per quanto riguarda i prodotti agricoli è proprio il prodotto della filiera. Perché se noi facciamo 100 prodotto finale, il valore finale di un prodotto agricolo, solo il 15% va all'agricoltura. Solo il 15% di questo va agli agricoltori. Quindi se io compro un chilo di mele a €1, solo 15 centesimi va agli agricoltori che producono le mele. Ecco, quindi è per questo che noi dobbiamo accorsare la filiera e far sì che i nostri prodotti abbiano la possibilità di vendere il loro prodotto direttamente. Quindi quando vendono il loro prodotto direttamente e lo vendono a incassano tutto? Incassano tutto, vi è meno passaggi della filiera, e quindi anche qui un ragionamento e un'attività importante che dobbiamo fare con la grande distribuzione è quello del rapporto tra le aziende agricole e la grande distribuzione, perché non ci siano passaggi intermedi, perché così vi è la possibilità di alzare anche il valore del prodotto delle nostre aziende. Ma gli agricoltori non passano per i mercati? I produttori passano per i mercati, nei mercati comprano i commercianti vendono alla distribuzione, e quindi ci sono diversi passaggi, e quindi sui diversi passaggi che ci sono il valore evidentemente aumenta, perché correttamente deve aumentare se c'è un'attività anche da parte dei commercianti o da parte di altri soggetti, però in questo caso il valore dell'agricoltura è sempre un valore molto più basso rispetto al valore che viene venduto. Ecco, un consiglio da dare ai giovani, perché poi anche negli scorsi appuntamenti tante volte arrivano dei messaggi che cosa vale la pena intraprenderlo, bisogna formarsi, occorre avere la laurea, cioè non si può più fare come una volta, improvvisarsi eccetera, oppure pensare che pian pianino si impara, che cosa conviene fare, e poi la CIA fa dei corsi. Beh, sicuramente la formazione è l'altro aspetto determinante. Oggi gli agricoltori, gli imprenditori hanno necessità di avere informazione, e quindi la formazione che come CIA noi oggi mettiamo in campo, con i corsi di formazione che noi facciamo, sono elementi importanti e determinanti anche per un rapporto che devono avere tra di loro, anche per scambiarsi idee, scambiarsi anche esperienze. Fare l'agricoltore non è una cosa semplice, per questo prima di iniziare a fare l'attività, a meno che non si prenda l'attività del padre e quindi dell'azienda agricola già in essere, se uno vuole proprio insediarsi per la prima volta in agricoltura, beh, io consiglio di, in maniera precisa di valutare qual è il settore che si deve intraprendere e su quello fare dei conti economici per la sostenibilità economica della propria azienda all'interno del settore. L'associazione aiuta in questo senso? Fare anche un business plan, insomma, verificare che non faccia un classico buco nell'acqua. Sicuramente l'associazione ha strumenti, ha professionisti, ha persone competenti che riescono a seguire passo passo l'attività dei nostri agricoltori, dei giovani agricoltori, ma delle imprese in generale, e quindi essere a supporto di tutta un'attività
purtroppo anche burocratica che le aziende oggi devono e questo è l'altro problema, spesso ne abbiamo parlato, poi quando viene anche il Presidente si inalbera notevolmente, perché la questione del tempo perso dietro la burocrazia anche in agricoltura è altissimo. Avevate chiesto una semplificazione normativa, avevate chiesto degli interventi, erano state anche in qualche modo fatte delle mezze promesse. Che stato dell'arte c'è con la nuova legge di bilancio? Con le mezze promesse, nel senso che anche oggi stiamo ragionando sulle mezze promesse, anche oggi l'agricoltura, i nostri imprenditori spendono 112 giorni all'anno per attività burocratiche e io penso che questo tempo nel spendere nelle attività burocratiche, se lo spendono all'interno della propria azienda, sia molto più remunerativo, molto più economico. Cioè devono assumere una persona, insomma, che si occupi praticamente. Più o meno, se non assume una persona quasi, e quindi vi è la necessità di diminuire la parte burocratica su tutto. Quindi mezze promesse sostanzialmente. Assolutamente sì. Oggi stiamo parlando solo di tante promesse e di questa valorizzazione del web, e quindi con la fatturazione elettronica si pensa di ridurre il cartaceo. È vero, però con la fatturazione elettronica vi è anche detto che in alcune aree, come le aree di montagna, fanno un po' fatica a inserirsi in web tutta la fatturazione quando non c'è proprio linea, non c'è proprio campo per utilizzare internet e per utilizzare i sistemi informatici. Quindi anche su questo penso che questo sia un percorso che si dovrà affrontare, si dovrà seguire, però oggi anche questo percorso vediamo che è un percorso sì importante, però dall'azienda agricola non abbiamo risposte concrete, quindi per la riduzione burocratica del tempo. Lo scontrino fiscale deve rilasciarlo con quello, praticamente, cioè il pagamento fatto col bancomat, lo possono fare anche presso i rivenditori della CIA, gli operatori del settore? Assolutamente sì, vi è l'obbligatorietà dal 1° gennaio di quest'anno 2020, anche obbligatoriamente anche gli agricoltori che saranno nei mercati utilizzeranno il scontrino fiscale, sarà il scontrino elettronico, e quindi vi è la necessità di utilizzare il sistema informatico per il pagamento. Perfetto, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme, parleremo anche della fauna selvatica, tanto resta sempre un problema aperto.